Lei ama il calcio, segue la regina? Oh Pino, cerco di calmare un po', tutta sta matassa la sapevo tutta come comporta, però andavo stare calmo, senza di nervosismo. Scusa, ma perché portava la rota a Stampeglia? Perché da Sicilia fino a Napoli, a Calabria si ferma a Napoli. Perché la regina sono vantaggiosa, siamo della nostra città e le abbiamo valutare della nostra città e superare tutte le squadre, non ce la facciamo a essere più superiori. Ma li soldati stanno finicendo, ma i latitanti sono mucciati con i fogli di cannito e troppo bene, ci facci a guardia. Scusa! Io credo che una volta, ti ho detto, tu hai una domanda a cui tu credo che hai dato un'interpretazione, ma la risposta è perché l'amore è diverso secondo l'ideologia concepita secondo quanto, perché la partizione dell'amore è diversa secondo la conoscenza che viene indicata e condivisa secondo l'amore è riproporsi secondo quanto diversamente, perché la cognizione della donna è emancipazione, tu la devi vedere avendo l'emancipazione della donna non cerca più l'aiuto del padre, l'amore, la donna cerca l'aiuto di se stessa per raggiungere il fine. Ecco la diversità di allora oggi. Ma scusa, ma che cazzo c'entra porta la rota a spasso? E a Stampeglia? Francamente... Io sono io della mafia. Mare con l'onda, con la luna che brilla sul mare, quando io guardo il mare va, lontano arriverà in tutto il mondo, già capito. Proprio adesso il nostro amore, ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti bacerò come una fiamma e l'amore passa, c'era una volta, ma non c'è più. E allora francamente o se fate una organizzazione sui giocatori per avere francamente le giocatori più forti. Non mi fare nervosismo, Francamente... Io sogno della mafia. Io commetto cocaina. Parla come vuoi, dici che vuoi, ma devi parlare sempre bene la Calabria. Mi hai capito? E lo fate me! E per chi porti? E lo fate me! E per chi porti? Bobbe Malle, aveva tutta la piantagione, aveva tutta la casa verde, yo, sì, Bobby, Roberto, il gioco, vederi! Fatti me! Perché farai ospitare la polizia, e i polizianisti mi sentono già tutti, e mi sanno quanto pisa e quanto va. Ciao di nuovo! Ma piove! Sul nostro amore! Francamente... Ora sta facendo l'ultimo comizio e non ti faccio più, perché aspetto il comizio alla campagna elettorale. Ho avuto un goccio di pena. Ma guarda, la nuova generazione, io non la vivo una nuova generazione, tu devi portare, perché io non sono sposato, tu devi portare questa conoscenza sugli posti immaginare che la nuova generazione ancora cresce di più, cresce perché è più progressiva e cerca l'affermazione ancora di più, secondo quanto proprio per cercare di apparire apertamente una sua possibilità di vedere l'amore in modo concepito, conosciuto per quello secondo modo per cercare di poter dare, di vedo, ti ringrazio. Ci ho tanti soldi, mi compro macchine, Ferrari, moto, tante cose. Il 6 febbraio 1951, 61, 10 anni, John Lennon, Ringottare, Bombe Gatto e George Harrison, i 4 baronette Red Bull, la regina Elisabetta d'Inghilterra a Londra. In Germania Mino Raidano aveva un cuore che ti amava tanto. 69 anni, Bobbe Marley, Peter Totti, Jim Hendrix, Jim Morrison e Eric Grant, in Giamaica, in isola. Sono stati i primi che hanno fumato in Giamaica. Ciao bambina, ti voglio bene da morire. Noi siamo a Pottire, la capitale, a Roma, ce l'abbiamo a Pottire. Perché francamente signor Ford non si interessa tanto forti per avere i giocatori più forti. Io sono di Palora, no? È la luna che brilla in mare, con l'onda che va, non si ferma, sempre acqua, continuamente arriverà. Cose che trema sul suo vicino e pioggia pianto
dimmi così. C'ho la lapa con i CD, con l'ottero con le CD, quando passo alla domenica a Pammi, mi sento una lapa con i volumi tutto a massimo, e mi sento musica di Nino D'Angelo. Ciao bambina, ti voglio bene da morire. Balla balla tu lo sai, dove vai in quel momento ho capito mille cose, ma hai detto insieme a te, metti un dico di biatera, balla balla tu lo sai, quale strada prenderà, ma io ti seguirei, ma tu lo sai ancora mo. Francamente... Lo faccio in me! E per chi porti? Lo faccio in me! E per chi porti? Donna. Io so pericoloso. Più ora basta così che mi sento nervoso, poi ci risentiremo. Se non si spingono non va bene, avete capito? Va bene, tutto a posto. Ciao! Ciao!